I mari, i monti, i laghi, le terme e le città d'arte con lei, il capoluogo del Veneto, Venezia, tutti riuniti nel nome dell'inclusione con il progetto di turismo sociale inclusivo. A Venezia con la ULSS 3, partner del progetto Le Rimiere con l'associazione di Punta San Giobbe, la Rimiera Cannareggio, Gruppo Tre Archi, Sette Mari e Serenissima. Non a caso, all'evento di chiusura delle attività estive, i partecipanti sono arrivati alla residenza San Lorenzo di Castello vogando per quasi tutta la città. Eccoli felici e raggianti per questa nuova esperienza di vita. Questo progetto ha lo scopo di avvicinare le persone diversamente abili ai luoghi di riposo, è nato con questo spirito, poi nel tempo è cresciuto. Dalle nostre 3 aziende capofila, la 3, la 4 e la 5 si è esteso su tutta la regione e tutti i luoghi belli della nostra regione sono accessibili a tutti i cittadini, anche quelli che hanno delle disabilità. Ed è proprio da Chioggia a Venezia che la ULSS 3 Serenissima ha promosso le spiagge inclusive con sport e ricreazione come pet therapy, beach tennis, SUP, spike ball, tra proposte ludiche ma anche lavorative. E di autonomia abitativa in spiaggia, nel senso che queste persone al mattino generalmente svolgevano attività lavorativa nello stabilimento balneare e poi la sera potevano rientrare nelle proprie strutture e vivere un'esperienza di comunità. Coinvolto pubblico e privato e terzo settore con educatori, volontari, imprenditori e i sindaci dei territori. E da questo progetto che il lavoro temporaneo potrebbe diventare a tempo pieno per molte delle persone con disabilità che vi hanno preso parte. Abbiamo la volontà e lavoriamo perché questo succeda. In alcuni casi sì, succede, in alcuni casi certo succede.